Febbraio ha piovuto 5 mm contro i 60 mm degli anni precedenti, i serbatoi a monte sono sotto media del 60%, la neve è sotto media del 30%, le falde freatiche che a noi servono molto sono sotto dai 50 a 1 metro, quindi una situazione chiaramente di difficoltà che vede i consorzi di bonifica oggi dare la possibilità alle aziende agricole di aprire tra qualche giorno gli impianti irrigui, ma a metà maggio, se non cambia la situazione, siamo già a secco. Sono dati preoccupanti quelli che la CIA diffonde per quanto riguarda la situazione delle piogge nella nostra regione. Dopo un 2022 drammatico che ha presentato un conto di quasi 1 miliardo di euro di danni per il comparto agricolo, le prospettive per il 2023 sono ancora più nere. La nomina di un commissario nazionale può aiutare ad avere una visione ad ampio raggio. Bene ha fatto il governo di creare lo stato di crisi in maniera tale che c'è un commissario che dia la possibilità di utilizzare l'acqua a monte, perché oggi uno dei problemi che oggi noi nel Veneto abbiamo è che chi ce l'ha l'acqua se la tiene e quindi è un elemento determinante e difficoltoso per poi dire ai nostri amici del Trentino di darci l'acqua dei laghi ed altro, e quindi il commissario può intervenire in questo termine. Resta il problema a lungo termine, che sarebbe risolto con maggiori infrastrutture. In Veneto è molto il lavoro da fare. Negli anni si è fatto molto nelle regioni del sud, molto poco nelle regioni del nord, o meglio, nelle regioni del nord si è guardato al tipo di irrigazione che si davano nelle aziende e quindi si è cercato di valorizzare sempre di più i sistemi irrigui, quindi con i plurirrigui, utilizzando sempre i sistemi di irrigazione che diano la possibilità di utilizzare poca acqua nel momento in cui vi è la necessità. Non si è lavorato nelle infrastrutture e quindi nei canali e nei bacini, quindi siamo sicuramente indietro di moltissimi anni e su questo dobbiamo lavorarci.